Isola ecologica di Fontanelle, o meglio quello che resta della struttura, continua a far parlare di sé, perché lo schifo quasi davanti l'ingresso della scuola materna è insopportabile e a nulla sempre ha servito l'esposto presentato dal Consiglio d'Istituto, inviato anche al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Una vera e propria indecenza che potrebbe portare ad ulteriori azioni di lotta. Isola ecologica di Fontanelle al centro delle polemiche e anche delle denunce. C'è un esposto alla procura e inviato anche a lei, sindaco, soprattutto ai genitori dei bambini, visto che l'isola è davanti alla scuola. Quale risposta intendete dare appunto a queste cose? Ma l'insediamento di cui si tratta è un insediamento intanto che dal punto di vista normativo è previsto dalle norme, si fa nei centri urbani, in tutte le città che hanno le differenziate attivate, cioè devi dare delle aree di scambio di prossimità. Altro tema è invece tentare di venire incontro, cosa che già ha fatto con le sue dichiarazioni e con l'attività conseguente l'assessore Amele, per cui ha immaginato già delle soluzioni alternative per evitare proprio di creare queste tensioni sociali che certamente danno fastidio alle mamme che hanno in prossimità i figli che vanno a scuola. Comunque era una bella cosa l'isola ecologica a Fontanelle, non solo a Fontanelle, però si è trasformata in una discarica. Tornerà come era in origine? Le isole ecologiche, adesso non so proprio quella di Fontanelle, in generale devono essere attivate, lo prevede anche questo nuovo bando che ancora non è in perfetto avvio, cioè siamo in una fase di start-up ma non è in pieno avvio. Perché? Perché la differenziata deve poter anche valersi non solo del porta a porta ma della possibilità di muoversi e andare in un'isola ecologica la più prossima possibile, come accade un po' ovunque. Il punto è che devono essere fatte delle operazioni che servono in qualche modo a stoppare atti di inciviltà, quindi devono essere delle aree chiuse, devono essere delle aree recintate in cui entri secondo determinate condizioni, dove ci sono una serie di telecamere che servono a sanzionare gli incivili che purtroppo non dico che abbondano, ma certamente non fanno difetto. In molte casi vediamo quello che accade, per esempio via Petrarca, altre aree di Villa Seta, via Concordia tra queste, si pulisce l'indomani mattina il resto e molto spesso sono le persone che vi abitano, e allora questo è evidente che fa in modo che non se ne esce, come si dice, se non riacquistiamo tutti un senso di appartenenza alla propria città. Nel nostro caso riaprendo l'isola l'inciviltà dovrebbe cessare, perché sono i cancelli chiusi che agevolano gli sporcaccioni. Quell'isola va radicalmente ripensata, quell'isola così com'è non va, non funziona. Perché? Perché abbiamo visto quello che succede, se non hai le telecamere butto il sacchetto dell'immondizia, passo e faccio il tiro a canestro. Ecco, questo non può funzionare, allora bisogna muoversi con un investimento che deve essere fatto, che è quello di cui parlavo un momento fa, cioè devi poter entrare avendo determinate condizioni, devi poter realizzare un impianto a circuito chiuso, continuo 24/24 che monitora chi entra dentro le discariche o chi si muove in prossimità, altrimenti avremmo creato delle discariche abusive che non funzionano.